Studio bello pieno, come vi dicevo, abbiamo con noi il Dream Volley di Piazzolla sul Brenta, con cui parleremo in questa seconda parte, ma anche nella terza parte. Intanto benvenuti, Presidente Achille, grazie di essere qui e di aver riempito davvero lo studio in questo modo. Vedo che avete portato ragazzi e ragazze di un po' tutte le squadre, no? Quindi... Sì, abbiamo optato per una rappresentativa di tutto il gruppo Dream Volley. Avete fatto molto bene, avete fatto molto bene. Bene, noi intanto continuiamo a parlare di pallavolo di Superlega, però io voglio intanto aprire anche, Max, una parentesi, perché quest'anno è stato così, c'è stato l'esordio anche del videocheck al Palafabris. Tu, caro Davide Petenello, ti ho visto domenica molto preciso e molto attento a questo strumento, che non è nuovo per il mondo della pallavolo, ma era nuovo per il Palafabris. Come sono andati i primi esperimenti, le prime giornate più che esperimenti? Ma direi che tutto sommato è andata bene, non c'è stato molto lavoro da fare nell'ultima giornata. È una cosa un po' complicata, nel senso che è uno strumento con il quale non c'è possibilità di fare allenamento, perché ovviamente deve essere montato tutto l'insieme, il che richiede costi e sforzi non indifferenti, quindi il buon Alessandro non sempre ce la fa. Il buon Alessandro è Alessandro Latorre, scusami se ti interrompo, a cui voglio, come posso dire, dare il mio grazie personale, ma grazie un po' di tutta la pallavolo, Sandro Padovana, perché ancora una volta con il suo staff, in poche ore, nella notte tra sabato e domenica, è riuscito a sistemare il Palafabris. Ricordo che sabato sera c'era il concerto di Claudio Baglioni, che è terminato intorno a mezzanotte, e alle 9:30 precise Perugia si è allenata. Quindi voglio dire, davvero una cosa che ha quasi dell'incredibile. Non è la prima volta, ci stiamo abituando a queste imprese. Sandro, tu lo conosci da tanti anni e sembra quasi normale, in realtà tanto normale non è questa cosa, no? Ma è quasi straordinario. Il problema è che i camion sono usciti dal palazzetto alle 4 di mattina, per cui Baglioni avrà finito a mezzanotte, ma i camion, la struttura, tutto quanto è uscita alle 4 di mattina. Quindi in 5 ore... Io sono arrivato alle 8, il campo era già pronto, lui stava preparando video check, quelle cose, però il campo era già pronto alle 8 di mattina. Ecco, quindi Davide, ho voluto dare questo piccolo tributo ad Alessandro Latorre. Giustamente. Tornando al discorso video check, per noi sì, è una cosa nuova, uno strumento nuovo, però insomma sta funzionando. Sì, sostanzialmente sì, non c'è stato nessun tipo di problema per ora, quindi facendo gli scongiuri. Ma il mondo arbitrale come sta vivendo sta cosa? Bene, male, sono stanchi, gli rompe le scatole che poi ogni 3x2 ci sia qualcuno che fa questo gesto? Ma diciamo che ovviamente l'arbitro è umano, quindi cerca di fare il più possibile al meglio il proprio lavoro, anche se a volte qualcuno potrebbe pensare non fosse così. Però in realtà l'obiettivo è quello di sbagliare il meno possibile, ma non sbagliare è una mission impossible. Ovvio che il video check va un po' a minare. La Mission Impossible, tra l'altro, la musica di Mission Impossible, mi hai dato questo assist, è la musica che accompagna, grazie a Gianluca Garghella, i momenti di attesa, diciamo, dell'esito del video check, quindi è proprio in attinenza. È proprio attinente, perfetto. Per cui alla fine è chiaro che è un elemento un po' che va a precludere un po' le sicurezze, a minare un po' le sicurezze dell'arbitro, però è chiaro che la velocità del gioco e la tecnologia che comunque diciamo che cominciate a conviverci, è una cosa che ovviamente Max, insomma. Meglio adesso o meglio prima? Ma meglio adesso. Direi di sì. Sì, senz'altro. Ma capisco assolutamente quello che dice, però chiaramente da ex giocatore si limitano, insomma, gli errori, e questo è un metodo eccezionale per limitarli. Poi. Tu lo sai comunque che gli arbitri hanno la possibilità di chiederlo anche loro personalmente. Sì. Io vorrò vedere quando sarà il primo arbitro che lo chiederà. Farà questo gesto straordinario. Lo sto aspettando, già la quarta, nessuno lo ha fatto. Ma anche sugli altri campi non ti risulta? No, non l'hanno ancora Santiago, fatto. confermi? Non l'hanno ancora fatto. Sì, secondo me non lo farà mai. Perché Sandro ha un po' il dente avvelenato con gli arbitri. Ma appena, Max, cosa dici? Sandro con gli arbitri? Cicinino. No, siccome hanno la possibilità, io sto aspettando di vedere qual è quella prima persona modesta che avrà... ma ci sarà presto, Sandro, dai. Vediamo, vediamo. No, Davide, tutti mi hanno detto... Tu puoi intervenire, Davide, sei fatto in causa. No, è che mi hanno detto che tutti quanti cercheremo di utilizzarlo magari sull'ultimo punto. Se c'è... Che discorsi sono?
L'ultimo punto, mi ricordo uno scudetto di un ultimo punto di un paio d'anni fa. E noi l'ultimo punto a Molfetta è stato quello famoso che l'arbitro ha detto che si bruciava la mano, che l'aveva toccata, e difatti non l'aveva toccata. Oh, Max Sandrone è carico, Sandrone è carico per domenica. Ha dato un bel impulso. Sì, anche l'anno scorso in Coppa Italia me lo ricordo, bello carico. Il tiebreak. Lui è sempre bello carico. Scherziamo. A te piace? In campo che impressione hai tu? Di cosa? Dei video check? No, certamente positiva. Posso dire che tecnicamente funziona bene qui in Italia. Direi che... No, Sandro dice che no, Max dice che non funziona bene. Guarda, stavo solo... volevo dire, funziona molto bene in Italia, abbiamo visto che comunque ai mondiali è stata veramente una cosa... ho sottolineato in Italia per questo motivo. È stata una cosa penosa. Infatti. Secondo me per l'invasione di rete, per la palla fuori, dentro, è buono. È perfetto. È perfetto. Sì. Ti facilita un po', dimmi Davide. Nella precisione il video check italiano è un po' più semplice, nel senso che offre meno possibilità di richieste, però nelle poche possibilità di richieste è molto più preciso. Sia la filosofia corretta, per cui poche cose ma chiare. Ma buone e fatte bene, insomma, nel senso che è molto più importante. Ti semplifico un po' la vita adesso con la domanda. Movimento della pallavolo padovana, 10.700 tesserati, che significa però quante partite da arbitrare ogni fine settimana? Diciamo che c'è parecchio lavoro da fare, mediamente si parla attorno alle 150-160 gare settimanali, con dei picchi nei mesi di febbraio e marzo in cui ci sono anche un po' delle eccellenze giovanili che entrano un po' nel vivo, in cui si arriva a toccare oltre le 200 gare settimanali. Quindi avete molto bisogno di arbitri e per questo motivo mi sa che c'è un corso che parte tra qualche giorno? Sì, stiamo ancora, diciamo così, organizzando. L'idea era quello di iniziare verso fine novembre, primi di dicembre, e quindi invito, diciamo così, chiunque potesse essere un po' intenzionato ad avvicinarsi al mondo della pallavolo, anche se già ci capisce qualcosa o anche non ci capisce nulla, non è proprio il primo impatto. Sì, però se dici così che non ci capisce nulla, va a viene a fare l'arbitro. Ma siamo noi in via appositamente poi a formare, insomma il corso di 12 lezioni è più prove pratiche, insomma è chiaro che dopo ci vuole tutto un percorso. Perché uno dovrebbe fare l'arbitro, Davide? Di pallavolo? Ma diciamo io ti posso dare un po' la mia esperienza personale. Sicuramente fare l'arbitro di pallavolo è una sfida, ogni partita è una sfida nuova, è una sfida con se stessi, con la situazione in cui ci si trova. Poi ovviamente diventa un po', ci si inizia un po' a prendere tra virgolette gusto, crescendo un po' di qualità, di livello, quindi qualità di gioco, aumentano le soddisfazioni. Quando alla fine si esce da un palazzetto comunque in armonia con le squadre, se non con i complimenti, senza che ti perché insultato poi troppo, è una bella vittoria. Per cui alla fine è una soddisfazione personale non da poco. Quanti arbitri ci sono a Padova? A Padova federali, chiamiamoli così. Diciamo comprendenti tutti i ruoli, quindi dai provinciali, regionali e nazionali, sono circa un centinaio. Bel numero comunque, che però è largamente insufficiente per fare quello che... Esattamente, anche perché poi chiaramente le partite, come abbiamo detto, sono moltissime e poi si costa sempre un po' con le disponibilità, perché alla fine il ruolo dell'arbitro è pur sempre un hobby, nel senso che... Per cui va un po' a riempire quelle fasi della vita dove magari appunto uno è libero dal lavoro in situazioni così, per cui è molto importante. Comunque, quindi appello a tutti i ragazzi e anche un po' meno ragazzi che vogliono comunque coltivare la passione della pallavolo, magari perché non possono più giocare, perché sono per tanti motivi uno può aver terminato la carriera magari agonistica e può mettersi in gioco sotto un'altra veste, perché no? Si tratta di un altro tipo di carriera, giustamente. È chiaro che poi anche nella carriera arbitrale più giovani si inizia, meglio è. Assolutamente. Io ti posso dire, ho iniziato magari un pochino tardi, però la mia valutazione è fatti i campionati, diciamo così, tutta la trafila giovanile, arrivato alle divisioni, mi sono guardato allo specchio e ho detto tanto alto non sei, il ruolo del libero non c'era ancora, quindi grande spazio, diciamo così, non ce n'è a livello giocato. Ho provato la parte arbitrale, per il momento sta andando bene, sono contento. Con ottimi risultati. Torniamo alla partita di domenica perché possiamo mandare in onda il primo contributo, la prima intervista che abbiamo tratto al termine della partita con Marco Volpato. Prego la regia. Eccola che arriva. Marco Volpato dopo la partita con Perugia. Mattia Rosso, un'altra partita vista dalla panchina, immagino che sia difficilissimo per te, però
quest'oggi abbiamo visto una Padova con l'atteggiamento giusto. Sì, bravo, hai detto bene, è difficile stare fuori anche perché è la voglia di entrare in campo e provare a dare una mano ai compagni. Sì, stasera abbiamo giocato bene, c'è da dire onestamente che secondo me tra le 4 top team, diciamo, che abbiamo incontrato finora, loro sono quelli un po' meno, ancora in fase di rodaggio, quindi ci hanno concesso qualcosa di più e siamo riusciti a esprimere un po' del nostro potenziale, però credo che il 3-0 è un po' bugiardo, credo che almeno un set ce lo saremmo meritati, però siamo sulla buona strada. Soprattutto il secondo set che vi ha visto dilagare anche con questo Stefano Giannotti finalmente in partita, lo possiamo dire. Sì, il secondo set sì, meritavamo di vincere, poi come spesso succede quando si va lì punto a punto esce fuori la classe dei vari campioni che hanno loro, che nei momenti importanti sono abituati più di noi a gestirli. No, ma Stefano invece ovvio che cioè per noi in generale l'impatto con queste prime partite è un po' falsato, nel senso che sono squadre obiettivamente fuori dalla nostra portata attuale, quindi credo che adesso poi inizierà una fase del campionato un po' più abbordabile per noi, dove verranno fuori meglio i valori. Ovvio che partiamo sempre come sfavoriti quasi tutte le partite, però già da stasera si sono visti dei segnali, a partire da Stefano, che comunque si allena bene tutta la settimana, poi ti ripeto, andare poi in partita a giocare contro dei campioni così spesso è difficile. Ora ti faccio la domanda che ti fanno tutti: quando torna in campo Mattia Rosso? Allora, da domenica prossima sono a disposizione, adesso in questa settimana ricomincio a fare i primi salti, poi vediamo come arrivo, in che condizioni arrivo a domenica, perché più che l'infortunio, che adesso è guarito, è la condizione atletica da riprendere, perché sono fermo quasi un mese, quindi ho perso quasi tutto, però ci sono. Bene, Padova attende il suo capitano. Va bene, grazie. Non era chiaramente Marco Volpato ma Mattia Rosso, lo vediamo poi. Volpato, Santi, è pronto o no? Tu che lo vedi da vicino. Oggi ha fatto già i primi salti a muro, comunque si sta allenando sempre in difesa. Io spero di sì, però vabbè, cioè, è chiaro che la sua salute deve recuperare al 100%, perché l'addominale è una cosa importante che non si può scherzare, quindi certo, si deve aspettare, si aspetterà un'altra partita. Invece a Massimo Tomalino, e faccio la domanda perché tutti volevano fare la domanda a Mattia Rosso quando torna a giocare, ma tutti vogliono fare la domanda a Massimo Tomalino se ha trovato un giocatore per completare la rosa della Tonazzo, visto che lui tratta giocatori. Sì, tratta, no, vabbè, tratta nel senso buono, non nel senso... Tratta bene. Li tratta bene. No, è la domanda che abbiamo fatto a Cremonese, a Santuzza, hanno detto noi siamo Cosa sempre... ha risposto loro? Se ti do l'assist è troppo facile poi. No, vediamo se le versioni coincidono. Assolutamente, no, dicono che comunque c'è un'attenzione al mercato, ma che deve essere un'attenzione rivolta a comunque un giocatore di prospettiva, quindi ecco, difficilmente, da quello che poi ha detto anche Santuzza nei giornali in questi giorni, si andrà a cercare un Peter Veres, per dire, no? Anche perché è già a Milano. È già a Milano, no, ma un giocatore di quelle caratteristiche. Vediamo come Marco Volpato, avete provato in tutti i modi È partito Marco Volpato, ma è lui. Tu hai stai trattando, avete trattato, c'è qualche possibilità? Ma intanto... Ovviamente io non è che sono l'unico procuratore, referente di Paolo Padova. Però insomma sei anche uno che ha sempre lavorato bene con Padova. Lavorando la mia società, essendo a Padova, è chiaro che avendo giocato qua eccetera ho degli ottimi rapporti e se posso ci lavoro volentieri. Siamo stati molto vicini alla firma con un nazionale americano che invece adesso è andato in Cina, che ha rifiutato un'offerta economica secondo me interessante per l'attuale livello di budget che hanno le squadre italiane. Secondo me ha fatto male a rifiutarla, è Gareth Magututia. Ha giocato all'Eurolega a Firenze, è stato in campo mentre teoricamente non doveva esserci, è stato un po' tentato dalle famose sirene, questa frase estere, quindi secondo me sbagliando, ripeto, perché il livello del campionato italiano ti permette di fare un anno da titolare in una squadra, allenandosi sempre bene, dovendo giocare al massimo tutte le domeniche e poi eventualmente andare a fare cassa agli anni successivi. Secondo me per lui era un po' presto andare in Cina dove... Quanti anni ha lui? Lui ha 27 anni. Sì, quindi magari ancora un paio d'anni, sì, poteva 2 o 3 anni almeno. Secondo me sì, poi chiaramente le scelte le fanno i giocatori. Dopodiché, come dicevi tu, la scelta di Padova è quella di lavorare sui giovani, l'idea è quella di trovare un profilo
giovane, chiaramente simile immagino a quello di Quiroga. Di Quiroga, certo, sì. Comunque sì, un giocatore sì, che sia di sostanza, certo, ma giovane, non è per niente facile trovarlo adesso, e poi si cercherà e si vedrà. Sandro, tu sei ottimista o no? O la squadra così com'è va bene? Guarda, perché tra l'altro, scusa se interrompo, sì, abbiamo avuto comunque, io dico una bella sorpresa di Stefano Gozzo, perché insomma voglio dire, 2 anni fa giocava in Serie C sto ragazzo e comunque qualcosa sta facendo vedere, certo i margini di miglioramento sono enormi, ma comunque il campo comincia a tenerlo. E poi c'è Sebastiano Milan che ancora non abbiamo conosciuto, ma che è un altro giocatore che in quel ruolo può dire la sua. non lo so effettivamente cosa scaturirà da oggi in poi sulla società, però se la società deve puntare, come ha fatto Milano, fare dichiarazioni, puntare sui giovani e poi prendere Veres, dal mio punto di vista, non vale assolutamente la pena. Tengo a precisare che stiamo lavorando anche molto bene, abbiamo una B2, perché abbiamo tantissimi ragazzi ancora molto interessanti dalla B2. Io dico che abbiamo la fortuna che non ci sono retrocessioni. Per carità, è chiaro che dobbiamo garantire un certo livello di gioco che mi sembra che tutto sommato non abbiamo sfigurato fino a questo momento, perché la paura di qualcuno era quella che noi le partite durassero 50 minuti, non si arrivava al 10, 15, invece riusciamo a tenere bene il campo, siamo riusciti lì per vincere qualche set. Adesso iniziano delle partite, teniamo presente gli infortuni. Milan che non ha potuto giocare le prime 3 partite per un regolamento che io reputo assurdo, perché la federazione continua a dire che dobbiamo valorizzare i giovani. Noi prendiamo un giovane il giorno dopo il tesseramento e non lo possiamo, neanche avessimo preso, hai capito, Milinkovic o cose di questo genere. Per cui sono quelle piccole cose che secondo me anche la federazione dovrebbe avere un attimino. Capisco che i regolamenti vanno rispettati, però non troppo. Sì, non troppo, perché con Milan, ad esempio, ti posso garantire un altro ragazzo che effettivamente deve lavorare, deve maturare dal punto di vista fisico, però ha per carità, non sarà un mostro, però per il nostro tipo di gioco, per la nostra squadra, certo, può venire utile. Avete visto anche quel discorso del cambio che abbiamo effettuato domenica e l'ha subito spiegalo tu, perché più di qualcuno è rimasto. Allora, c'è questa famosa regola che gli under 23 tu hai a referto 2 giocatori, devi dichiararli prima dell'inizio della partita, quali sono i 2 giocatori che possono fare interscambiarsi il cambio volante, entrare e uscire senza bisogno di paletta o cose del genere, capito? Per cui era stato identificato in Gozzo e Milan. Potevamo scegliere anche Mattei, però è chiaro che non puoi scegliere un centrale. Certo. E c'era questo cambio, ad un certo punto, fatto il primo cambio, il referto elettronico è andato in tilt perché siamo stati fermi, sono quasi 5 minuti. Il referto elettronico non riusciva a recepire, vai a vedere come bisogna. Però alla fine alla fine è andato tu, perché c'è sempre il manuale. La grande Rossella mi pare ci fosse, no? Quindi ha sistemato bene. Apro una parentesi, hai parlato di regole, di regolamenti e diciamo che in questi giorni se ne è parlato moltissimo, un po' perché è un fatto abbastanza clamoroso, ma anche perché questa protesta, questa manifestazione è partita domenica da Padova. Chi era a Palafabris avrà visto prima la partita, durante la partita e dopo la partita che i giocatori di Padova hanno manifestato per questa assurda condanna che ha visto questa ragazza iraniana di origine britanniche condannata. Ecco, qui la vediamo, tra l'altro una bellissima ragazza, la vediamo in questo momento sul video, che si chiama Gonce Gavami, che è stata condannata ad 1 anno di reclusione perché la scorsa estate si è permessa, ha tentato di entrare ad assistere alla partita di World League Iran-Italia. Voi sapete che in Iran non è concesso l'ingresso alle donne nei luoghi pubblici, comunque negli impianti sportivi. Lei ha tentato in qualche maniera, qui ci sono versioni contrastanti, ma in ogni caso è una cosa a dir poco folle per quella che può essere in questo momento la civiltà mondiale, e quindi questa ragazza è stata condannata e quindi tutto il mondo della pallavolo si sta mobilitando affinché quindi anche domenica la Lega Pallavolo proprio con una nota ufficiale ha coinvolto tutte le squadre affinché ci sia proprio questa presa di posizione, Santiago, che mi pare sia partita proprio da voi e poi il mondo della pallavolo vi è venuto dietro. Sì, diciamo che l'ha detto stampa Alberto Sanavia prima della partita, ci ha portato dei cartelloni con Gonce Free, abbiamo fatto la foto, questa un'iniziativa importante che spera di coinvolgere tutte le squadre di Serie A, Superlega e la pallavolo italiana. Anche perché lei ha già scontato 126 giorni di carcere, pensate, e adesso dovrà Max fare il saldo. Sembra impossibile, però succede anche questo. Bene, l'abbiamo sentito un paio di volte, voleva uscire Marco Volpato dal video, no? Queste voci che venivano da fuori, è il momento delle sue impressioni sulla partita con Perugia. Prego la regia.
Marco Volpato, avete provato in tutti i modi a risollevare le sorti di questo match che a tratti sembrava portare anche ad una ripresa del vostro gruppo. Cosa è mancato? Sì, ci siamo mangiati un vantaggio considerevole nel secondo set. È mancato quel guizzo in più in certe situazioni, commettiamo ancora troppi errori nei momenti anche cruciali, e se riusciamo a migliorare questo aspetto sicuramente un set riusciamo, se non la partita, riusciamo a portarcela a casa. Secondo me dobbiamo migliorare tanto in questo frangente, se riusciamo a farlo possiamo fare belle cose secondo me. Il rammarico forse sta più nel secondo set. Sicuramente un paio di ace subiti quando eravamo sopra di 3-4 punti, il mio errore sul 23-24, sono tutti errori che se invece non fossero stati tali il set sarebbe sicuramente, non dico sicuramente, ma quasi sicuramente a nostro pannaggio, insomma. Per quello che hai potuto vedere in questa prima fase di campionato, cosa spaventa di più di questa Superlega? Spaventano, ma all'inizio spaventano certi nomi, magari essendo la prima volta, vederli in campo insieme a te fa sicuramente un certo effetto. Poi pian piano ci si abitua, sono giocatori come te in fin dei conti, quindi si gioca. Sicuramente può spaventare, oltre ai nomi, la fisicità di certi giocatori, ma come ho già detto prima, poi giocando insomma passa anche quello. Basta. Santi, ti vedevo sorridere, non so perché, però puoi dirlo, tu puoi dirlo. Ha ripetuto un po' troppo sicuramente, quindi sicuramente domani lo troverò al palazzetto, sicuramente perché ci alleniamo, sicuramente. E niente. Faremo due risate assieme. Beh, anche lui è un buon impatto sulla Superlega, anche per lui però. Sì, ci mette l'anima, i due centrali ci stanno mettendo, forse perché sono ancora più giovani degli altri, no? Ci stanno veramente mettendo l'anima, mi pare. No, diciamo che caratterialmente tutte e tre centrali sono molto, cioè, più che Mattei quello più sanguigno di tutti, diciamo che, però tutte e tre hanno un atteggiamento importante in campo, sono giovani e vogliono far bene, l'hanno dimostrato, l'ultima partita sono stati secondo me, oltre a Gianno, i migliori in campo, hanno fatto buone percentuali in attacco, a muro hanno toccati tanti palloni, ci manca un po' il muro doppio più, però vediamo, ci lavoriamo sopra. Cos'è il muro? Allora, è il muro punto. Punto. Spiegaglielo qui ai ragazzi, chi è che sa cos'è il muro doppio più? Voi piccoli, il muro doppio più cos'è? Prima di andare in pubblicità me lo dite? L'ha appena detto Santiago, non l'avete sentito? È il muro che fa punto, quello che la palla arriva, tocca il muro e va per terra. Quindi domani, quando andate dai vostri allenatori, gli dite, sapete che adesso so, qualcuno è qui in studio, cos'è il muro doppio più? Ok? Tu che sei responsabile degli applausi, mi raccomando. Bene, ci fermiamo qui per la seconda parte, nella terza parte spazio al Dream Volley, ma ancora con gli ospiti. A tra poco.